Buonasera a tutti. Questa è un'improvvisata, non era in programma la diretta con il nostro amico Antonio Giorgio. Che è passato di qua. Caro Antonio che è passato di qua. Non era in programma, Antonio, questa cosa. Ma Mi rispetto per la vecchiaia, mi lasci seduto, mi perdoni. stai tranquillo. Abbiamo avuto dei contrattempi, né ieri né oggi dovevamo fare questa diretta, se ne parlava la settimana prossima, come siete stati avvisati un po' tutti. Però Antonio eh, non ha resistito al richiamo del salotto e ci è venuto a trovare e ci calerà qualcosa come augurio di Pasqua. Ti ringrazio, Antonio. Quanto sei bello, Mario. Guarda, ho salutato Gennaro con tanto piacere. Grazie. Ma proprio non pensavo di trovarti qua, perché ieri ti sapevo un po' non proprio in forma. È veramente un'improvvisata, Mario. Senti, rivedo il libro, quel libretto che ho scrissi per Anna Sieyes. Ah, sì, quello che mi hai lasciato e che poi non ho mai letto. Non è ancora... vabbè, ma qua ci sarà una grossa cosa da fare. Fammi sentire, dai. No, veramente ti dirò una piccola cosa, un paio di cose sue, molto belle. Ti voglio, perché proprio è un fatto che mi punge proprio vaghezza, direbbe un classico dell'Ottocento. Ecco, io Il voto si blocca, ok. Che su cosa Anna dicevi? Sieyes, farla meritatamente conoscere quale figlia di questa Napoli cui certo rende onore. Anna Sieyes e poco conta se molto breve fu la sua vita. Profondo fu lo spirito divenuto nel nascere una voce dolente e divenuto verso. E che c'è solo una cosa, Mario, che tu forse non conosci, come molti altri napoletani. Che cosa? Guardando l'ingresso di palazzo del comune di Napoli, ci sono due grandi lapidi di marmo, una a destra e una a sinistra. Sì. Su quella a destra, già che sono in ordine alfabetico, quindi la S verso la fine, trovi il nome di Giuseppe Sieyes, che è un antenato di Anna Sieyes e che trova morte insieme a tanti altri, a tutti quegli altri personaggi, nel tentativo del 1799 a Napoli. Quindi è un fatto di grosso contenuto storico, culturale più ampio, e ci intratterremo su Anna Sieyes e ti farò ascoltare delle cose meravigliose. Stiamo qua. Ti dico questa solo piccola, che la inviamo anche ai nostri amici, dicendo per la buona Pasqua. Si può fare. Va bene, come? Se una musica ci dona le stesse lacrime, se un profumo ci dona le stesse vertigini, se un soffio di vento che ci passa da accanto in una mattina di dicembre, sentiamo insieme l'alito di una mimosa che poi fiorirà a primavera, io penso che nulla più possa farci paura al mondo, nemmeno la morte. E noi ci attenderemo silenziosi, negli spazi senza confine, spirito dello stesso spirito, carne della stessa carne, che si compongono infine nella compattezza del nulla. Molto profondo, eh? Ti piace? E ringraziando il buon Dio che mi lascia ancora questa memoria nei momenti più impensati, te ne dirò l'ultima di Anna Sieyes, che lei scrive nel 67. Ti accenno, cioè ti dico solo, anche per loro che ci ascoltano, Anna Sieyes è morta suicida a 42 anni. Ecco perché anche il motivo del silenzio, della poca conoscenza sulla sua opera, che è meravigliosa. Palcoscenico vuoto, sono sola,
tutta sola con me stesso, col mio destino fatto di luce elettrica e cartone. Via, via, chiudete, chiudete quella preparazione. Voglio vivere la scena mare, quella sorte di cerone. E voglio fare una morte così vera da restare inchiodato sulle ali del palcoscenico odoroso di polvere. Oh, il sipario si chiuderà per sempre sul mistero dell'arte, della vita. E sul palcoscenico deserto, nella bara nuda, odorosa anch'ella di polvere, io resterò per sempre a recitare. E io ti ringrazio. Ciao Mario E caro. sai perché ti ringrazio? Ti ringrazio doppiamente. Perché Mario? Perché tu sei uno smemorato. Già te l'avevo letto. Già me l'avevi letta. Vedi che sei smemorato. Probabile, Ora ti probabilissimo. faccio vedere una cosa e tu ti ricorderai forse. Mario caro, ma non dipende da me, sono io che ho 86 anni. Tu Ti ne hai ricor- solo Ti ricorda 50. qualcosa questo copione? Stupendo, l'uragano che facemmo. Allora, voi dovete sapere che questo signore, qui sta, a Napoli si dice è uno sfaccino. Perché mi ha fatto un doppio regalo. Ah, ricordo l'ho recitata nell'uragano. Mario, quando sei Mettemmo in scena, stupendo, vai, racconta. mettemmo in scena ormai 3 anni fa Sì, stupendo, uno spettacolo stupendo. bellissimo dove sperimentai la prima volta il connubio tra la canzone napoletana e il tango argentino. Un viaggio intorno e dentro la canzone Maria Marie, Sì. insieme a l'Uragan dei fratelli Donato, Bene. dove ci sono sia nel testo argentino sia nel testo napoletano delle metafore Sì. dell'anima praticamente uguali. Il giardino, o giardine malvarosa già preparate per te, Sì. novette, fronde rosa. Madonna. E nell'Uragan c'è questo vento violento che entra in questo giardino di rose e sconvolge i fiori preparati per lei. La metafora è la stessa, l'idea è la stessa. In questo spettacolo il maestro Antonio Giorgio fece con la sua verve, il suo verbo, il suo saper interpretare la parola, Feci una fece il spettacolo. cappello e E- la chiusa dello bene. spettacolo. E questo pezzetto che ha appena recitato era la chiusa di questo spettacolo. Meraviglia. Uragano, cantata d'amore e morte, che lo rappresentammo alla Maison du Tang a Piazza Dante insieme a 2 ballerini, Antonio Di Costanzo, Lina Capasso, con la coreografia della maestra Virginia Nota, con la danzatrice Perfetto. di danza contemporanea Martina Coppeto e con Franco De Biasi, Sì. un maestro di musica che scrisse anche delle musiche Bellissimo. contemporanee di ma- tango. E c'era anche quella E Ilva Primavera, ecco, Ilva la grande Ilva Primavera Sì, sì. che cantò proprio Maria Maria. Mario, sono io che ti Grazie, ringrazio grazie, immensamente. allora, grazie. Ciao caro. Vi ringrazio a tutti. Ciao. Vi ringrazio a tutti, vi auguro Bene, una buona bene. Pasqua, è Bene, stato un bene. piacere queste improvvisate che ci ha Improvvisate. fatto il maestro. Grazie Antonio, grazie, tanti auguri a te, a tutta la voi. famiglia, a Ciao, voi e a tutta ciao, la Mario, famiglia. ciao, ciao. Sì, poi